Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova camminata. Oggi ci troviamo vicino a Canal San Bovo e andremo nel bivacco o rifugio forestale Renato Sordo. La partenza è dalla chiesetta del Pront, che è un po' dopo Canal San Bovo, e oggi con me ci sono due persone inedite. Buongiorno ragazzi, siamo completamente pronti, esatto, per questa avventura. Scarpe in tela e scarpe da calcetto. Bisogna prima verdi regola per o andare in scene. montagna, essere attrezzati. Meglio di così. Vanni, se si rompe la scarpa cosa facciamo? Ci abbiamo lo scotch, tranquilli, ci abbiamo tutto. Andiamo ragazzi! No, sto facendo una piccola pausa perché fino adesso sono andato avanti così, giusto? Ogni tanto riposo. Io vado di norma così. Non ho problemi ad arrivare fino in fondo. Ogni tanto mi scotto. Per info, schede training. Info chiocciola giovannipersonal.it. 12° tornante, ne manca solo uno. Si torna sulla neve. E poi c'è praticamente un rettilineo che man mano sale fino al rifugio. Siamo arrivati al 13° tornante, qui c'è il bivio, a sinistra si prosegue per altre vie, altri monti, e noi proseguiamo dritti per il sentiero, per cui deriva da lì. Indica Giova. Lì. Eccoci qua, siamo quasi arrivati, ce l'abbiamo sullo sfondo, dietro alla curva. Questo è il rifugio forestale Renato Sordo, dove questa porta è chiusa e il bivacco è dietro. Questa è la catasta di legno. Facciamo una panoramica del bivacco. All'entrata, subito a destra, abbiamo un bel tavolino che si può anche alzare e bloccare lì sopra. Poi qui sopra a sinistra si vede poco, ci sono degli attrezzi che possono diventare utili. Qui appendi abiti, sono due griglie di cui una è quella utilizzabile, due padelle, tutti i vari attrezzi e un bel caminetto con la legna che c'è fuori, prende subito. Qua sopra invece si va nella parte notte, diciamo, e qua ve lo farà vedere Giovanni. Ecco, questo è il primo lettino. Non è Minflex. Poco ci manca. No, dai, molto, molto onesto. Sono stato positivamente sorpreso. Chissà E ringraziamo il successo Bonnie dentro qua. per il tè. Sì. Il falegname. Ma io mi domando che camminata è se non c'è l'aperitivo con la Castello. Official partner di questa camminata, la birra Castello. Mamma mia, che qualità. Sì. Con le patatine riccioli di mais. Siamo partiti con la griglia. Ora abbiamo messo gli hamburger. Ci apprestiamo a mangiare il nostro primo panino a lume di candela. Che romantico. E anche il secondo panino con wurstel e formaggio pronti. Si mangia. Fatto sta che E si chiude anche questo bivacco, terminata anche la mangiata di oggi, ed ora ci avviamo verso casa. Bene, siamo arrivati anche alla macchina, io ancora vivi rischiando la morte col terreno ghiacciato. Niente, io vi metterò il tracciato GPS sotto in descrizione del video. ciao ragazzoni, mi raccomando, imparate da noi, sempre attrezzati in montagna. Allora, o scarpe lisce o scarpe con un bel colore. Questa è la regola. Bene, io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video.